Il cagnolino adesso sta bene, ma la paura per la famiglia Tonon è stata grande. I ladri che 2 notti fa hanno tentato di entrare nella loro villetta di via Cal Larga a San Fior senza riuscirci, invece di andare via se la sono presa con il piccolo animale azzoppandolo. Solo i latrati del cane che non smetteva di abbaiare hanno fatto desistere i balordi che hanno preferito abbandonare di corso la casa prima dell'arrivo dei carabinieri. Vieni qua, abbiamo tirato. Hanno rotto qua, ma dopo hanno visto che c'era la sbarra dentro e loro non sono entrati. Hanno rotto il blocchetto qua, hanno rotto questo blocchetto qua, però non sono riusciti a entrare perché c'è una serratura qua e anche sopra. E loro non sono riusciti a entrare dentro, sono andati via, insomma. Avete paura? Insomma, lo sai com'è, la paura sia sì. I carabinieri cosa vi hanno detto? Ha detto che quando si vede una macchina sospetta di tirare giù la targa e di portargliela dentro. Alla famiglia Tonon non è la prima volta che i ladri fanno visita. Ci provarono anche l'anno scorso, ma in quel caso furono scoperti e si diedero alla fuga. Ma intanto c'è molta paura perché in via Callarga altre volte hanno tentato furti nelle villette. Spesso succedono queste situazioni qui in questa zona. Uno è successo, stessa notte che è successa qua, è successo anche qua giù su un borghetto che c'è qua vicino alla ferrovia. Da Pagotto anche là è successo. Se la stessa notte sono venuti qua e dopo sono andati anche là. E chiedete più protezione? Quella sarebbe bisogno sì di più protezione. Una volta si lasciava tutto aperto, non c'era problemi, adesso dobbiamo sempre chiuderci dentro. Adesso il cagnolino sta meglio, riesce a camminare anche se zoppica ancora un poco. Per fortuna solo tanto spavento, ma il timore che possano ripetersi altri eventi spiacevoli è dietro l'angolo. Si cerca un'auto di colore scuro. Qualche ora prima una BMW era all'ingresso del viale. Dopo il pallone qua del cemento era ferma là in parte la macchina. Questo pallone del cemento qua che vedi dei fili, era ferma là. Quindi forse stavano studiando qualcosa. Probabilmente stavano guardando dentro come fare, come ci comportavamo, probabilmente loro era là che aspettavano.